Presentati questa mattina in conferenza stampa i dati sulle attività dell'ULSS 4 riguardanti l'anno appena concluso e tutti i lavori strutturali che riguarderanno i tre nosocomi in programma per questo 2020. Il 2019 si è chiuso dunque vedendo l'azienda sanitaria con un più 4,4% di interventi chirurgici in sala operatoria, più 2,8% è stato invece il tasso di occupazione dei posti letto, un altro più 2,4% ha riguardato gli accessi al punto di primo intervento e pronto soccorso, mentre i ricoveri hanno visto un segno positivo del 13%. Da segnalare poi un meno 0,5% di fughe di pazienti verso altre ULSS e poi il primato italiano per quanto riguarda i tempi di intervento sulle fratture, con un 88% di operazioni eseguite entro le 24 ore, mentre a livello nazionale il dato si attesta a un 80% di interventi entro le 48 ore. Per il 2020 invece saranno molti gli interventi che riguarderanno gli ospedali di Portogruaro, Jesolo e Sandona di Piave. Penso ad esempio ai più importanti, penso a Portogruaro, stiamo rifacendo un piano intero dell'ospedale dove nascerà la Day-Week Surgery, sono circa 900.000 euro di investimento. Al piano terra partono i lavori per fare la nuova piastra ambulatoriale della gastroenterologia e dell'ottorino. Sempre a Portogruaro finiremo i lavori del CSM, di ristrutturazione del CSM, e partiremo con i lavori dell'ampliamento della Casa delle Farfalle, cioè quella per i disturbi del comportamento alimentare. A Portogruaro sempre in primavera entrerà in funzione anche il nuovo robot chirurgico Da Vinci, che è la più alta, diciamo così, strumento che viene utilizzato in chirurgia per le operazioni, soprattutto per quelle che riguardano gli interventi alla prostata. A San Donà di Piave abbiamo rimesso a posto i parcheggi. Continueremo a fare la seconda parte. È nostra intenzione quella di ridipingere tutto l'ospedale di San Donà di Piave, perché non è mai stato dipinto ed è un po' bruttino. Andiamo avanti con i lavori dell'oculistica, cioè la seconda parte, diciamo così, della dialisi. Lì siamo già arrivati al tetto e entro fine anno avremo le 2 nuove sale operatorie dell'oculistica e i nuovi ambulatori. A San Donà di Piave la regione ci ha anche finanziato 2 milioni di euro per rifare completamente il blocco dell'ostetrice ginecologia, perché è molto vecchio, ci sono stanze che non hanno neanche il bagno in camera, e per cui la regione ci ha dato questo finanziamento, che quest'anno procederemo a predisporre i progetti e la gara d'appalto, e speriamo di iniziare i lavori già da quest'anno per finirli il prossimo anno. Mentre un grande intervento di ristrutturazione vedrà coinvolto l'ospedale di Jesolo. Sì, la Regione ci ha chiesto di presentare un progetto di ristrutturazione complessiva che è già pronto, ci ha chiesto di presentarlo per stralci, lo presenteremo nelle prossime settimane alla CRITE, alla Commissione regionale che autorizza questo tipo di lavori, per poi avere il finanziamento da parte della Giunta regionale. Però quest'anno, diciamo così, contiamo di avere pronto il progetto di Jesolo, contiamo di avere anche pronto il progetto per il nuovo distretto sociosanitario a Cavallino Tre Porti, che va a concludere quindi un'attività che ci ha visto in questi anni prendere in mano, insomma, in maniera fattiva e in maniera collaborativa il comune di Cavallino Tre Porti, dove la popolazione vede riconosciuta nell'attività della nostra azienda un'attività positiva che ha portato esclusivamente a dei vantaggi.